Meno 85%, un crollo verticale. Non ci sono altri termini per descrivere la contrazione delle vendite di automobili al tempo del coronavirus. In Veneto, nel marzo dell'anno scorso, c'erano state quasi 15.000 immatricolazioni. Nel marzo di quest'anno, poco più di 2.000. Il crollo si inserisce in quella che era già stata una tendenza negativa nel trimestre gennaio-marzo. Rispetto agli stessi 3 mesi del 2019, la variazione è stata del meno 41,16%. Una crisi tale da convincere il gruppo Automoto di Confcommercio Veneto a chiedere alla Regione l'introduzione di incentivi per il rinnovo del parco macchine, considerando peraltro che in Veneto il 45% delle automobili ha più di 10 anni di vita, quindi si tratta di mezzi più inquinanti. Secondo il presidente Giorgio Sina potrebbe essere questo il momento giusto per dare una spinta al settore verso l'innovazione. Ma per ora, con le limitazioni agli spostamenti, le auto quasi non si usano più. Concessioni Autostradali Venete ha registrato a marzo, sulle tratte di sua competenza, la Padova-Venezia e il passante di Mestre, un calo complessivo e definitivo di traffico rispetto al 2019 nell'ordine del meno 54,46%, con punte che soprattutto negli ultimi 10 giorni del mese sono arrivate a superare l'80%. Proprio il CAV, peraltro, ha disposto in queste ore, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esenzione dal pagamento del pedaggio per chi è impegnato contro l'epidemia, operatori sanitari e associazioni di volontariato in ambito sanitario che hanno necessità di muoversi per motivi di servizio lungo il percorso casa-lavoro. L'esenzione vale fino a quando non verrà dichiarata conclusa l'emergenza.